crisi per Covid, la cifra stanziata dal Comune di Venezia per offrire un aiuto concreto alle attività economiche in estrema difficoltà. Dal 15 maggio si può tornare sulle spiagge con le stesse regole della scorsa estate, soddisfatto l'assessore regionale Caner, che affronta anche il tema della ristorazione. EMA si è pronunciata sul vaccino Johnson & Johnson per l'Italia solo agli over 60, intanto in Veneto entro 2 settimane dovrebbe essere completato il target degli over 70. Confindustria Venezia è pronta a far ripartire un hub vaccinale dedicata ai lavoratori del turismo che avrebbe sede in un albergo del centro storico. Mentre i sindacati dei pensionati chiedono vaccini per almeno un parente degli anziani nelle case di riposo, un gruppo di familiari della residenza Contarini lancia l'ennesimo appello disperato. È indagato per naufragio colposo il conducente dell'idroambulanza che sabato è volata nella passerella dell'imbarcadero CTV dell'ospedale civile, distruggendo un corrimano. 5 milioni di euro per il nuovo bando dedicato alla rottamazione delle vecchie auto, l'annuncio dell'assessore regionale all'ambiente Bottaccin. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque i titoli di oggi, lo avete sentito, 4 milioni e mezzo di euro per le partite IVA in crisi per Covid, è la cifra stanziata dal Comune di Venezia per offrire un aiuto concreto alle tante attività economiche che versano in condizioni di estrema difficoltà. Il Comune di Venezia stanzia 4 milioni e mezzo di euro che saranno erogati ad esaurimento a favore delle attività economiche a partita IVA che per la crisi del Covid abbiano subito una perdita di fatturato superiore al 30%. Abbiamo adottato tutte le misure per far sì che questa sia una cosa semplice, equa e soprattutto arrivi appunto un aiuto fattivo a chi ha avuto veramente in quest'ultimo anno e mezzo ormai grosse difficoltà dal punto di vista economico come attività economiche e produttive della città. I 4 milioni e mezzo saranno divisi in base alle domande pervenute e rapportate all'importo del dovuto Tari 2020, di cui il contributo non potrà superare il 50%. Non vogliamo lasciare indietro nessuno. Non lasciare indietro nessuno significa appunto intervenire in maniera proporzionale, quindi verrà fatto uno scaglione in base a chi ha avuto più perdite nel 2020 rispetto al 2019 e a queste appunto daremo un po' di ossigeno in più, qualche cosa in più rispetto a quelle che magari hanno ottenuto, per evitare appunto le chiusure. L'assessore Zuin rivendica l'attività d'aiuto svolta dal Comune in questo periodo di crisi economica. L'avanzo di bilancio ha consentito di fare molte cose. Fare le esenzioni per tutte le attività, per tutte le associazioni culturali e sportive, non fargli pagare le bollette, 3 mesi di sconto di esenzione per gli affitti commerciali negli immobili comunali, 3 mesi di sconto della cosa per tutte le attività produttive, oltre a quello che è stato fatto per i plateatici che sono stati praticamente azzerati per il 2020. La procedura per la domanda è stata redatta in collaborazione con l'Ordine dei commercialisti per aumentare la semplicità d'accesso ad un contributo che intende offrire una boccata d'ossigeno anche alle tante attività in crisi per mancanza di turismo. Stiamo lavorando in maniera molto attenta per il nuovo regolamento per Venezia, per tutte le iniziative che possono portare appunto non all'assalto dei barbari come abbiamo visto negli altri anni, ma portare quel turismo ora magari di prossimità, ma domani anche quello internazionale, ma di alta qualità. Dal 15 maggio si può tornare sulle spiagge con le stesse regole della scorsa estate. Soddisfatto l'assessore regionale al turismo che affronta anche il tema della ristorazione. Abbiamo avuto una riunione con il presidente della Commissione Demanio, l'assessore Scaiola della Regione Liguria, e insieme abbiamo discusso dell'opportunità di riaprire la stagione secondo le regole dell'anno scorso. Dal 15 maggio si può dunque tornare in spiaggia seguendo le regole adottate nell'estate 2020. Scaiola ha sottolineato l'unione tra regioni che, al di là del colore politico, ha detto fanno squadra per affrontare al meglio la situazione. Una grande apertura del ministro del turismo Garavaglia, il quale ad oggi dà la propria disponibilità non solo ad anticipare
fare l'apertura della stagione dal 1 giugno, così come inizialmente era stato stabilito al 15 di maggio. Questo per noi è importante perché significa prendere dentro il periodo della Pentecoste, che è un periodo importante per quanto riguarda l'arrivo del turismo, soprattutto di madrelingua tedesca, ma appunto anche la possibilità di utilizzare le stesse modalità, gli stessi protocolli che abbiamo utilizzato l'anno scorso per andare in spiaggia. Quindi ci auguriamo tutti di poter avere una estate serena. L'assessore Canera ha incontrato anche i rappresentanti di Federalberghi Veneto. Abbiamo parlato di tante cose, tra queste la possibilità per le persone che soggiornano in albergo di poter cenare e pranzare anche all'interno delle strutture alberghiere, non soltanto all'esterno, con un distanziamento che non sia di 2 metri ma di 1 metro soltanto. Consentire il servizio di ristorazione solo all'aperto in zona gialla, evidenzia Caner, limita molto l'attività. Pensiamo alle città d'arte dove non tutti i locali sono dotati di plateatici o ai locali di montagna dove le temperature consentono questo servizio al massimo all'orario di pranzo. La misura dunque va rivista, ribadisce l'assessore regionale, così come accadeva l'anno scorso, nell'estendere il servizio anche all'interno del ristorante, da subito e non dal 1 giugno, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione. Diffusa in questi minuti la bozza del decreto sulle riaperture, tra conferme e alcune novità di rilievo. Resta il coprifuoco alle 22, nessun slittamento alle 23. Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti a pranzo e cena con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, mentre dal 1 giugno potranno aprire ma solo a pranzo anche i locali che hanno spazi al chiuso. Confermati il 15 maggio per le piscine all'aperto, il 1 giugno per le palestre e il 1 luglio per le fiere. Dietro fronte invece sulla scuola in presenza al 100%, le scuole superiori potranno adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica affinché sia garantita in zona rossa la presenza da almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca, mentre in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita ad almeno il 60% fino al 100% della popolazione studentesca. Arriva infine la certificazione verde per gli spostamenti tra regioni di colore diverso. Il certificato potrà essere cartaceo o digitale, verrà 6 mesi per i vaccinati e per chi sia guarito dal Covid. Dunque queste le novità di rilievo sulla bozza del decreto legge. Noi quindi vi lanciamo adesso un sondaggio, quindi l'avete sentito, il coprifuoco rimane alle 22, secondo voi è giusto? Se per voi è giusto componetelo 0422 1626 691, se invece non siete d'accordo lo 0422 162 6690. Ed EMA si è pronunciata sul vaccino Johnson & Johnson per l'Italia solo agli over 60 e sarà inserito già da domani nella campagna vaccinale. Intanto in Veneto entro 2 settimane dovrebbe essere completato invece il target degli over 70. Io spero che in 2 settimane e mezza finiamo anche gli over 70. Chiusa la partita degli over 80, il 91,4% ha ricevuto una dose, la campagna vaccinale in Veneto procede su 2 fronti. Gli over 70 che sono fatti sia dai medici di medicina generale sia all'interno dei centri vaccinali e persone fragili. Queste sono i due target, le 2 categorie che le aziende stanno vaccinando. Nessun altro target. Sono 1161 su 3008 al momento i medici di medicina generale impegnati nelle vaccinazioni nei propri ambulatori o nei centri vaccinali. Complessivamente 39.000 le somministrazioni fatte dalla categoria. Un gioco di squadra che ha permesso anche oggi al Veneto di confermarsi primo in Italia per le vaccinazioni effettuate. 93,3%, fra l'altro il bollettino neanche aggiornato, di magazzino inoculato. Considerate che noi abbiamo parcheggiato Moderna
in via Prudenziale 53.000 parcheggiate perché siamo terrorizzati di non averle per i richiami. Intanto domani o giovedì il presidente Zaia, come aveva annunciato nei giorni scorsi, presenterà il macro cronoprogramma prudenziale delle vaccinazioni dei veneti in base all'anno di nascita. Questa mattina il commissario Figliuolo ha assegnato a ciascuna regione un target giornaliero di somministrazione in base alle previsioni di forniture di dosi. Noi partiamo dal 19-22 con 25.000 circa somministrazioni al giorno, per arrivare, secondo sempre le indicazioni che ci dice il commissario, il 29 di aprile alle 40.000, secondo il commissario, vaccinazioni al giorno in Veneto. Noi ci eravamo già arrivati molto vicino perché mi sembra che in una delle punte avevamo fatto 37.000. Intanto migliora anche la situazione nei reparti veneti, che permette di rivedere la riorganizzazione ambulatoriale ospedaliera per un ritorno alla normalità. Il Veneto è in fase 3, cioè è nella fase meno problematica e se viene confermata si sblocca tutto, di fatto, in settimana. Confindustria Venezia è pronta a far partire un hub vaccinale dedicata ai lavoratori del turismo che avrebbe sede in un albergo del centro storico. Un centro vaccini per i lavoratori del turismo nel cuore di Venezia. È il progetto che Confindustria propone alla Regione e all'Ulstre Serenissima per favorire la ripartenza del settore. L'iniziativa interesserà gli addetti degli alberghi e delle altre aziende associate attive nel comparto turistico per un totale di circa 2.500 lavoratori, ma sarà diretta anche ai dipendenti di imprese stanziate a Venezia e operanti in altri settori. Le vaccinazioni ci permettono una ripartenza più rapida e veloce rispetto alle altre destinazioni. Ed è un qualcosa che abbiamo voluto fare in sinergia con l'amministrazione comunale e con la regione affinché Venezia disponga di un hub per una vaccinazione molto veloce per tutto il comparto. Quindi siamo molto felici di poter contribuire alla ripartenza di tutta la città. L'Hotel Giorgione, nel sestiere di Cannareggio, è pronto a mettere a disposizione i propri locali per la somministrazione del vaccino. In attesa che la Regione fornisca le modalità per presentare i piani vaccinali e la disponibilità delle dosi, l'hub veneziano si aggiungerebbe alle altre 3 sedi offerte dall'Associazione degli Industriali a Marghera, Stra e Rovigo, già pronti ad avviare la campagna vaccinale. La solitudine affettiva dai propri cari fa ammalare anziani non meno dei virus. Per questo i sindacati uniti dei pensionati del Veneto lanciano l'ennesimo appello a non dimenticarlo. A circa 4 mesi dall'inizio della campagna vaccinale le case di riposo sono pressoché Covid-free, eppure non è ancora possibile ovunque far visita ai propri familiari. In Veneto molte strutture lo concedono seguendo regole ferree, stanze dedicate, incontri solo su appuntamento, a distanza e a tempo, ma non tutte, proprio per superare questo muro di solitudine che porta enorme sofferenza agli anziani ospiti. I sindacati rinnovano l'invito alla Regione affinché garantisca rapidamente la vaccinazione ad almeno un familiare, favorendo così un ritorno al calore delle visite pre-Covid. E a diretta testimonianza di quanto richiesto dai sindacati dei pensionati, l'appello di un gruppo di familiari che chiedono di poter stringere i loro cari. Riusciamo a vederli 2 volte la settimana al Contarini dall'esterno attraverso una porta-finestra e parlando con il telefono, cosa che purtroppo molti ospiti non è in grado di fare. È ormai da più di un anno che non riescono ad abbracciarli. Per questo un gruppo di familiari i cui cari si trovano nella residenza Contarini alla Gazzera chiedono una soluzione al più presto. Per cercare di alleviare, mitigare la distanza dai nostri familiari che li sta semplicemente uccidendo. Questi familiari hanno presentato una serie di proposte alla direzione della residenza colpita da un focolaio tra dicembre e gennaio, ma non è cambiato nulla, non è stata accettata nemmeno la donazione di una stanza degli abbracci. Tra le altre cose avevamo proposto al Contarini l'adozione di una stanza degli abbracci che tra l'altro un familiare era anche deciso a donare alla struttura. Quando abbiamo fatto questa proposta insieme ad altre che potevano essere una sorta di tavolo di lavoro per studiare insieme dei modi per poter avvicinare i nostri cari che vediamo veramente deperire di giorno in giorno psicologicamente in modo molto pesante, la risposta che ci è stata data ufficialmente da IPAB è stata molto generica e formale
riferendosi al momento in cui la vaccinazione di massa fosse andata avanti come momento per poter cominciare a pensare ad alleviare questa situazione. Ma le forniture vanno a rilento. I nostri anziani non hanno tutto questo tempo, molti si stanno lasciando andare. La maggior parte è stata anche vaccinata. La maggior parte degli ospiti sono vaccinati, quello che manca invece è una totale copertura vaccinale al personale perché un certo numero di dipendenti, operatori sanitari, ha rifiutato il vaccino. Gli anziani sono il noi di oggi, sono la nostra memoria, sono il nostro affetto, sono quello che deve aiutarci a guardare avanti. La capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Monica Sambo, ha presentato un'interrogazione al sindaco chiedendo l'allestimento di una stanza degli abbracci nelle case di riposo del territorio comunale. In questo momento di difficoltà è sempre più necessario trovare delle modalità di convivenza con il virus e ripristinare i contatti umani ed affettivi con gli anziani in casa di riposo. È partendo da queste basi che la capogruppo del Partito Democratico Monica Sambo ha portato all'attenzione del Consiglio Comunale un problema che da quando è scoppiato il Covid riguarda tanti anziani. Sollecitati da tanti parenti degli anziani che sono nelle case di riposo veneziane, abbiamo deciso di depositare ancora qualche settimana fa questa interrogazione che si rivolge ovviamente innanzitutto alle case di riposo comunali, quelle delle IPAV. È evidente, ecco, che in questo periodo gli anziani, insomma, in questo anno hanno sofferto tantissimo la lontananza, la poca vicinanza, purtroppo in alcuni casi la totale chiusura e quindi il lockdown rispetto ai loro affetti, alla loro famiglia. Sambo ha presentato un'interrogazione al sindaco firmata da tutti i consiglieri comunali del Partito Democratico chiedendo l'allestimento di una stanza degli abbracci nelle case di riposo del territorio comunale, così come avviene già in diverse città italiane e venete. Ecco, che questo possa essere un primo avvicinamento, considerato anche che le case di riposo iniziano a essere covid free, quindi ci sono gli anziani e coloro che ci lavorano sono vaccinati e quindi anche il rischio, ecco, di contagio è sicuramente diminuito. Siamo ora alla cronaca. Indagato per naufragio colposo il conducente dell'idroambulanza del Suome che sabato pomeriggio è volata sopra la passerella dell'imbarcadero ACTV dell'ospedale civile distruggendo un corrimano. L'iscrizione sul registro degli indagati è un atto dovuto in attesa di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, anche per consentire alla persona che aveva la responsabilità dell'imbarcazione di partecipare con assistenza di un legale alla consulenza tecnica che quasi certamente verrà disposta nelle prossime settimane. Intanto è stato riaperto l'approdo ospedale per le linee 4.1, 4.2, 5.1, 5.2. Ed è entrato nella casa dell'ex compagna dalla finestra, l'ha insultata e colpita con schiaffi e pugni, distruggendo anche il mobilio. A Mestre un senegalese di 28 anni è stato arrestato dalla polizia. L'uomo, con diversi precedenti penali per maltrattamenti e lesioni, droga, rissa, furto, resistenza a pubblico ufficiale, era già stato sottoposto ad allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla donna. 5 milioni di euro per il nuovo bando dedicato alla rottamazione delle vecchie auto, l'annuncio dell'assessore regionale all'ambiente Bottacin. Buone notizie per i cittadini grazie al nuovo bando approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore Bottacin, con cui si promuovono importanti incentivi per chi vorrà rottamare la propria vecchia auto e sostituirla con un veicolo a basso impatto ambientale. È una delle misure che si inserisce nella lotta allo smog e quest'anno investiamo 5 milioni di euro sulla rottamazione delle vecchie auto. Quando dico vecchie intendo fino a Euro 5 diesel e Euro 4 benzina, e ci sono dei contributi che vanno fino a 8.000 euro per chi acquista un'auto elettrica. Gli incentivi, che arrivano fino a 8.000 euro per veicolo, saranno differenti in funzione delle effettive emissioni di anidride carbonica e ossidi di azoto del nuovo mezzo, stabiliti in base a specifici protocolli, e si potranno ottenere rottamando autovetture adibite al trasporto persone. Si dà la priorità a chi ha i redditi più bassi e il tempo per fare le domande sarà
entro il 15 giugno, quindi dai prossimi giorni, quando ci sarà la pubblicazione del bando, fino al 15 giugno ci sarà la possibilità di accedere a questi finanziamenti della Regione per la rottamazione delle vecchie auto. Tra i criteri è stato previsto anche un incremento di punteggio per le istanze presentate da residenti nei comuni dove sono state approvate ordinanze conformi alle disposizioni dell'accordo di programma del bacino padano, così da premiare in quota parte anche il lavoro delle amministrazioni locali. Prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione Ring dalle 21:15, gli ospiti Luciano Sandonà della Lega, Vincenzo Forte di Fratelli d'Italia, Davide Tramarin, Partito Democratico, Marco Bonet, un giornalista del Corriere del Veneto, Riccardo Zumski, medico di base e Lorenzo Zambonin, un barista. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie davvero, vi lascio ovviamente alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo. Una circolazione instabile insiste sull'Italia, dunque al nord-est avremo ancora qualche conseguenza di questo flusso perturbato che ormai da giorni è in azione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di mercoledì 21 aprile sarà caratterizzata da un tempo asciutto e soleggiato al mattino. Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà ad aumentare e sui settori montuosi sarà possibile anche qualche acquazzone che localmente potrebbe scendere fin verso le aree pianeggianti. Temperature comunque gradevoli, minime tra i 5 e i 9 gradi, massime tra i 13 e i 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole in mattinata, dal pomeriggio cielo più coperto con rovesci via via più frequenti. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove inizialmente avremo un ampio soleggiamento, a seguire più nubi e anche qui non si escludono delle piogge. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime infine sui 17 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antena 3. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.